Al via stamani il convegno organizzato dalle reti degli ordini professionali, ingegneri, architetti, agronomi, periti agrari, geologi e geometri, cui hanno aderito anche tante associazioni sia del mondo del lavoro, del volontariato, club service della nostra provincia, relativamente alle infrastrutture, quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro-meridionale, e che ha visto la presenza anche del sottosegretario di Stato Giancarlo Cancelleri e dell'assessore regionale Mario Falcone. L'evento si è svolto presso il Teatro Pirandello con la presenza massiccia di sindaci, parlamentari e tanti professionisti che attendono risposte concrete per lo sviluppo del nostro comprensorio. Cosa si spera da questo momento importante che non è solo di protesta ma anche di proposta? Beh, intanto dobbiamo dire che la nostra terra ha la fortuna di possedere un patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale eccezionale, e grazie alla sua felice collocazione geografica potrebbe oggi recitare autorevolmente il ruolo di polo internazionale di riferimento nel Mediterraneo, di porta d'Europa nel Mediterraneo, sia dal punto di vista culturale che da quello turistico commerciale. Solo se fosse però, solo se non fosse penalizzata da questo grave handicap, da questo grave gap infrastrutturale che noi pensavamo di ridurre utilizzando i fondi strutturali del PNRR. Oggi abbiamo preso atto che il PNRR è un fallimento, che non prevede nulla di tutto questo, non prevede nulla per infrastrutture sulla provincia di Agrigento, e quindi puntando sulla operatività del governo regionale Musumeci nel campo delle infrastrutture, puntando sull'interesse sul nostro territorio del sottosegretario alle infrastrutture Cancelleri, oggi noi chiediamo a Stato e Regione un nuovo piano di investimenti finalizzati a realizzare una serie di opere per la Sicilia centro-meridionale, per esempio un aeroporto che sia raggiungibile in meno di un'ora, il collegamento della nostra terra con l'anello autostradale regionale, dotare la nostra terra dell'alta velocità su linea ferrata, potenziare i nostri porti, e poi c'è la realizzazione concreta del ponte di Messina, che noi riteniamo un'infrastruttura fondamentale e assolutamente strategica per richiamare altri nuovi finanziamenti per l'intero sistema infrastrutturale siciliano. Chiudo dicendo che noi sembra che stiamo chiedendo molto, ma noi chiediamo solo quello che in altre parti d'Italia è già scontato, quindi questo lo facciamo nella consapevolezza che il cittadino italiano che vive in Sicilia e in provincia di Agrigento non è un cittadino di serie B. Intanto io credo che già il grande risultato, il più grande, sia stato raggiunto, e cioè coinvolgere il territorio, la città, non solo i liberi professionisti, ma oggi qui al Teatro Pirandello si tocca con mano l'entusiasmo, l'aspettativa, la speranza di una città che ha voluto aderire con tanti stakeholders, associazioni di categoria, club service, hanno voluto tutti stare accanto alla rete professioni tecniche, che ha voluto, come dire, gridare un grido d'allarme, lanciare un grido d'allarme alle istituzioni, alla politica, affinché si possa attivare con atti concreti e non passerelle oggi per cercare di uscire fuori da colmare questa differenza, questo gap infrastrutturale viario di collegamento in cui la provincia di Agrigento, la Sicilia sud-occidentale giace e subisce da moltissimo tempo. È un momento quindi di grande importanza, storico per il territorio, si vuole un po' continuare quello che è stato anche fatto iniziato dal Cortello Sociale il 25 gennaio 2020 con la marcia contro l'isolamento. Noi vogliamo essere in questo senso ecumenici, avere il massimo coinvolgimento e la partecipazione del territorio, perché ci rendiamo conto che questo non è solo un tema tecnico, solo per ingegneri, architetti, geologi, agronomi, periti agrari e forestali. È un tema sociale, è un tema che non può non toccare uno per uno i singoli cittadini di questa provincia, che ambiscono, vogliono, desiderano fortemente uscire fuori da questo disastro in cui ci ha relegato la politica in tanti decenni. Noi siamo convinti che verranno assunti impegni concreti per il territorio, non si faranno passerelle, non ci sono occasioni, non sarà dato spazio a nessuno di fare autoreferenzialità. Lo spazio è solo per i fatti concreti.
concreti e infatti noi chiederemo ai nostri interlocutori di capire come risolvere uno dei problemi secondo noi più gravi, quello della incapacità a progettare. È evidente che non siamo riusciti a farlo in passato e non siamo ancora come enti pubblici, enti locali, enti territoriali di produrre una progettazione adeguata che poi potesse attingere ai fondi comunitari e a portare a compimento le opere che in tutte le altre nazioni, territori, a cominciare dal nord Italia, riescono a fare compiutamente, progredendo sensibilmente sotto il profilo economico e anche turistico. Poi parlare di turismo ad Agrigento è veramente ovvio, le nostre ricchezze paesaggistiche, turistiche, culturali, monumentali ci rendono famosi in tutto il mondo. Dobbiamo semplicemente cominciare con una cosa anche semplice, un aeroporto, che è una cosa che sembra così difficile, ma già dal punto di vista economico è veramente poco impegnativa. Certo c'è poi la gestione, ma rispetto a grandi autostrade, a grandi ferrovie o anche al ponte di Messina, che noi abbiamo voluto rilanciare come idea, come dire, principale, perché ci rendiamo conto che una Sicilia che conta 6 milioni di abitanti non può non essere collegata col resto del continente per poter ambire alla rete alta velocità ferroviaria, stradale e a tutto quello che è uno sviluppo come tutti gli altri paesi d'Italia e dell'Europa stesso, tenendo conto che Agrigento, la parte sud-occidentale della provincia in particolare, è una bellissima porta d'ingresso, potrebbe essere una bellissima porta d'ingresso dell'Europa per il Mediterraneo, intercettare tutto il flusso possibile. Oggi è il punto di partenza, di inizio per arrivare sicuramente a qualcosa di concreto per la nostra provincia. Non stiamo chiedendo null'altro che in ogni parte del mondo già non ci sia e riguarda soprattutto quella che è la nostra economia e il tessuto sociale. Per esempio nel settore primario l'agroalimentare è molto penalizzato dalla situazione di non avere delle infrastrutture che siano adeguate. Questo colpisce le aziende agricole, ma colpisce tutto l'indotto, le attività anche extraagricole, la salvicoltura, la fruizione del territorio, il trasporto anche delle nostre materie prime di eccellenza che non riescono ad arrivare adeguatamente in altri mercati. Quindi le infrastrutture riteniamo siano essenziali per la nostra economia, per la nostra crescita del territorio, per la società futura. Questo convegno è stato voluto fortemente dalla rete delle professioni. Infatti pensiamo che possa essere un rilancio socio-economico per sviluppare quello che sono le potenzialità del nostro territorio, un territorio che ne ha tanto di bisogno, visto la carenza delle infrastrutture, ci riferiamo ai ponti, alle strade, ai porti non adeguati. Quindi il nostro convegno oggi penso che possa servire a spronare le autorità competenti nel far sì che si possano finalmente attivare a prendere questi finanziamenti per sviluppare questo territorio che ne ha tanto di bisogno. Oggi anche la presenza di personalità di altre associazioni politiche, ecco, voi avete voluto estendere anche, diciamo, la protesta unendo tante realtà locali agrigentine e provinciali ma anche regionali. Certamente noi abbiamo coinvolto tutte le associazioni, tutte le forze politiche, perché è importante che tutte le forze politiche si impegnano a far sì che possano organizzarsi per, come ho detto poco fa, prendere finanziamenti, sviluppare il territorio, perché tutti assieme secondo noi riusciranno ad ottenere l'obiettivo che noi tutti ci prefissiamo. Oggi con questo convegno vogliamo rilanciare di trovare nuove risorse per il PNRR, per la nostra provincia di Agrigento e quindi per cercare di parlare di aeroporto, di porti, viabilità gommata, viabilità veloce e cercare di trovare come risorse per il PNRR, visto che non c'è nulla, di trovare nuove risorse e parlare anche di viabilità veloce, che è importante anche del ponte di Messina, e far sì che il ponte di Messina, rilanciando il ponte di Messina, che è l'anello mancante del nostro territorio. Io come rappresentante dei geologi della provincia di Agrigento ribadisco anche la necessità di mandare più fondi per contrastare le variazioni climatiche, le conseguenze delle variazioni climatiche a cui fa capo il dissesto idrogeologico.
Sono notizie di questi giorni in cui il ciclone soprannominato Apollo ha creato gravi disagi, danni e anche morti sia a Catania l'altro ieri e ieri a Siracusa. Quindi non bisogna più perdere tempo perché è importante salvaguardare il nostro territorio. I geologi sono proprio deputati a fare questo. Ricordo che su 390 comuni siciliani soltanto si possono contare sulle dita della mano. Sono pochissimi comuni che in pianta organica hanno il geologo, quindi bisogna, secondo me, sfruttare l'occasione di far sì che i geologi facciano parte delle piante organiche per vigilare sul territorio che, ahimè, nella nostra provincia, in tutta la Sicilia, è molto martoriato. Credo che sia la prima volta che insieme le professioni responsabili, i rappresentanti delle professioni tecniche dialogano tra di loro in una visione che io credo che sia assolutamente positiva, che è quella per dare veramente un contributo a questo territorio che ha un grande bisogno di rilancio e di rinascita, soprattutto sul versante delle opere pubbliche, che vista anche la situazione attuale, l'attualità di quello che sta accadendo in un'altra parte della Sicilia, dovrebbe riguardare prioritariamente la messa in sicurezza del territorio, oltre che ovviamente le infrastrutture viarie, aeroportuali, portuali e ferroviarie di cui continuiamo a parlare e che rappresentano sicuramente lo strumento per mettere questo territorio in contatto ravvicinato, io dico, con il mondo.